Ciao a tutti, adesso arrivo. Oggi parliamo del progetto Ocus. Ocus, che in sloveno significa gusto, è un progetto di Luca Dellisanti, che con l'aiuto anche dell'amico Davide sta recuperando dei vecchi vigneti e sta vinificando in maniera tradizionale, diciamo naturale, senza aggiunta di additivi e altro. Invigna il più possibile senza interventi. Questo è l'Ocus rosso. Il vino è un IGT Friuli Giulia, ma viene comunque da Cormons. Stiamo parlando di un 2022. Ecco l'etichetta Ocus 2022 rosso. È un vino a base Merlot, credo 100% Merlot addirittura, che Luca fa macerare per 10 giorni e poi vinifica, affina in acciaio. Quindi il periodo è giusto, siamo a settembre, settembre sta finendo il caldo, un bel rosso anche leggero, perché questo qua parliamo di 12 gradi e mezzo, un vino che sa molto di lampone, ferrovie di bosco, molto fruttatissimo il naso è veramente fruttato, il naso del frutto è incredibile. Un vino adatto a questo periodo. Io l'ho servito leggermente fresco, bello, un vino da fritto direi, cioè mi verrebbe in mente una Wiener Schnitzel o qualcosa del genere da bere in questo momento con questo vino. È un vino che mi piace molto, godurioso, facile, non sempre abbiamo bisogno di bere vinoni, ogni tanto bisogna bere qualche vino più semplice e questo è un vino più semplice, ma occhio alla semplicità, non è negativa, la semplicità è positiva, molto positiva. È un vino che ha una grande beva, è un bel vino. Luca è molto bravo. Ho visto le sue vigne dove sono, ho visto come lavora. Lui si è dedicato, ha lavorato all'estero, lui è di Gorizia, ha lavorato nel Regno Unito, è molto dedicato all'interno dell'agronomia, diciamo, però alla fine a livello di enologia è autodidatta. In quest'anno 2022 di questo vino ho prodotto circa 2000 bottiglie, forse poco meno, quindi per darvi l'idea di quanto artigianale sia questa produzione. È una produzione che io apprezzo perché, come ho detto prima, non sempre abbiamo voglia di bere vinoni. Ci vogliono anche vini semplici di qualità e fatti bene. Ocus è uno di questi, sono due versioni, bianco e rosso, noi stiamo vedendo il rosso che è un base Merlot o probabilmente un 100% Merlot. Non me lo ricordo, scusatemi. Come ho detto, vinificato, affinato in acciaio, vinificato con una macerazione breve, vino molto lavorato sul frutto, che va bene per un'estate, un vino anche estivo, da bere d'estate. Stiamo a settembre ormai, lo stiamo bevendo adesso, però d'estate molto bene. Come ho detto, lo berrei con una Wiener Schnitzel, ma anche probabilmente azzarderei anche un fritto misto di pesce o un fritto misto alla piemontese. Comunque questo è Ocus, vino molto interessante, molto fruttato, bella beva, non stanca, anzi chiama molto un'altra beva al calice, come ho detto un vino abbastanza, tra virgolette, semplice, perché spesso si ha voglia di bere cose diverse, cose un po' più semplici. Complimenti a Luca e al suo amico Davide per questo progetto e seguitemi perché di Ocus ne parleremo ancora. Ciao ciao, cin cin e buon bevuto a tutti!